Allora, ci sono tanti temi da dobbiamo affrontare ancora, ma il tempo purtroppo vola. Un altro cardine, dopo vediamo se quello che riusciamo anche a fare, è l'oncoimmunoterapia. Che cos'è, dottore? L'oncoimmunoterapia è la nuova frontiera delle terapie oncologiche che sta cominciando a dare risultati molto promettenti in alcuni tumori e che promette di essere forse addirittura l'arma risolutiva per molte neoplasie. Da cosa parte l'oncoimmunoterapia? Parte dall'osservazione che il nostro sistema immunitario, che è il sistema che difende noi stessi dai virus, dai Certo. batteri, dalle infezioni, e questa è sempre stata un'osservazione che non ci sapevamo spiegare, è in grado di riconoscere il tumore se il nostro organismo sviluppa un tumore, ma pur essendo in grado di riconoscere il tumore non è in grado di combatterlo. È come se Riconoscerlo cosa vuol dire? le cellule del sistema immunitario, gli anticorpi del sistema immunitario, Ok. riconoscono che quella cellula lì è malata, è tumorale, la circondano, ma non la uccidono. Ah, E adesso si è cominciato a capire perché questo succede, perché le cellule tumorali, con un'intelligenza veramente perversa, sfruttano il meccanismo della tolleranza immunologica. Cos'è la tolleranza immunologica? Sappiamo tutti noi, perché molti di noi ne sono magari affetti, che esistono le cosiddette malattie autoimmuni, dalla più banale, il raffreddore, certo. per cui starnutisci perché c'è la polvere o c'è il polline, a malattie autoimmuni anche molto severe, tipo il lupus e così via. No? Le malattie autoimmuni che cosa sono? È il nostro sistema immunitario che reagisce in maniera un po' esagerata a una sostanza estranea all'organismo e noi in ogni istante, in ogni secondo della nostra vita siamo a contatto con sostanze estranee al nostro organismo. Noi siamo vestiti, il nostro vestito non è la nostra pelle, noi abbiamo le scarpe, il cuore non è la nostra pelle, noi mangiamo, il cibo che mangiamo non è. Quindi se il nostro sistema immunitario non fosse educato ad accettare un certo livello di diversità dal nostro organismo, noi avremmo continuativamente delle reazioni immunitarie anche severe, sarebbe incompatibile con la vita. Quindi il nostro sistema immunitario ha sviluppato un sistema di autoregolazione molto fine, per cui sa che cosa deve accettare, anche se è diverso dal sé, e cosa invece non deve accettare perché è un batterio, è un virus, è un fungo e così via. Quando questo meccanismo così fine è un po' disregolato, si sviluppano le malattie autoimmuni, che ripeto, alle volte sono banali, lo starnuto, alle volte possono essere molto severe. Ebbene, cosa si è visto? Si è visto che molto spesso le cellule tumorali utilizzano lo stesso meccanismo che usa il nostro sistema immunitario per rendersi tollerante alle sostanze estranee. Quindi attiva i freni che inibiscono la reazione immunitaria, per cui il nostro sistema immunitario lo riconosce la cellula tumorale, capisce che è estranea, però l'accetta perché Certo. il tumore ha mandato questo tipo di messaggi. Avendo capito questo meccanismo, si stanno sviluppando farmaci che levano il freno al sistema immunitario, quindi quel freno che il tumore ha indotto sul sistema Innescava. immunitario viene elevato e il sistema immunitario non solo a questo punto riconosce, come è in grado di fare, ma inizia a combattere, quindi a uccidere le cellule tumorali. Detto così, sembra tutto molto semplice, sembra tutto ovviamente Magari. risolto, ripeto, il percorso è ancora molto lungo, però cominciano a esistere questi farmaci, cominciano a esistere alcuni tumori in cui questi farmaci hanno dimostrato di essere efficaci, anche se non privi di tossicità, perché levando il freddo del sistema immunitario, una delle tossicità che si sta vedendo è reazioni autoimmunitarie, cioè il sistema immunitario che comincia non solo a uccidere il tumore, ma ad esempio a danneggiare la tiroide, a danneggiare altre ghiandole, perché comincia diciamo, a riconoscere come magari Mamma non mia. completamente proprie tutta una serie di cellule che non sono in realtà alterate. Quindi è una strada che richiede ancora un po' di tempo, ma che comincia a dare risultati molto interessanti. Ecco, il tempo vola, abbiamo poco tempo. La diagnostica, professore, la diagnostica in presenza di un tumore alla mammella, quanto efficace è, quanto secondo anche alcuni può essere deleteria, cioè, a che punto siamo? E quindi anche l'evoluzione e dove ci sono questi centri adeguati per la diagnostica, molti vanno anche nel privato, eccetera. Certo, per alcune patologie, tra cui per esempio il tumore della mammella, si è visto che fare esami periodici
quindi in un soggetto sano che non ha nessun sintomo, è utile fare la mammografia a partire dai 50 anni fino ai 70 anni ogni 2 anni, è utile per permettere di diagnosticare dei noduli al seno che non sarebbero rilevabili con la palpazione. Qualche volta questi noduli al seno sono dei piccoli tumori iniziali che colti in tempo richiedono un intervento chirurgico limitato e portano alla guarigione nella stragrande maggioranza dei casi. Questo è vero per alcuni tumori, tipo il tumore della mammella, non è vero purtroppo per tutti i tumori, quindi non per tutti i tumori ha senso fare esami di diagnostica particolari. La mammografia è efficace, la risonanza magnetica nelle donne giovani a rischio di tumore della mammella, ad esempio per familiarità, è efficace nelle donne più giovani al di sotto dei 50 anni. Sicuramente non ha senso fare un attacco o una PET così senza motivo, se c'è un'indicazione clinica, se c'è un sintomo, se c'è stata una visita clinica che ha sollevato un sospetto, può essere indicato fare questo tipo di esami più sofisticati, ma sicuramente non ha senso farli in assenza di sintomi o in assenza di un'indicazione clinica. Parlando sempre di tumore alla mammella, è asintomatico dal punto di vista doloroso oppure no? Al di là del fatto che magari poi i noduli, molti possono essere anche pieni di noduli, ma... Certo, per fortuna la stragrande maggioranza dei noduli alla mammella non sono tumori maligni, sono cisti o sono fibroadenomi, cioè tumori benigni, e molto spesso le cisti, una ghiandola mammaria fibrocistica può dare dolore, soprattutto nel periodo premestruale, perché queste cisti si gonfiano, quindi possono essere dolenti. Quindi il dolore non è un segno di avere un tumore, ma non è nemmeno vero il contrario, cioè qualche volta anche un nodulo tumorale può essere dolente, quindi non bisogna nemmeno essere convinti, come qualche volta le donne lo sono, che se il seno è dolente non può trattarsi di tumore. Qualche volta, seppur raramente, può essere anche il tumore che dà una cosiddetta mastodinia, cioè un dolore al seno. Per quanto riguarda poi l'interventistica, sappiamo che può essere anche abbastanza invasiva, eccetera. Quanto si è arrivati ad essere il meno invasivi possibile e poi poter anche intervenire successivamente per ripristinare, qui c'è tutto l'aspetto psicologico rilevante. Beh, nella maggioranza dei casi oggigiorno, grazie anche allo screening mammografico, si riesce a fare chirurgia conservativa della mammella, che vuol dire levare solamente una parte della ghiandola mammaria e rimodellare il seno in maniera tale che quasi non ci si accorge della diversità tra una mammella e l'altra. Lo stesso per l'ascella, nella grande maggioranza dei casi oramai si fa solo più un linfonodo sentinella, non si fa più lo svuotamento dell'ascella e questo evita il rischio di avere il braccio gonfio da mastectomia, che era una delle conseguenze anche importanti. Qualora poi sia necessario comunque fare un intervento di mastectomia completa alla mammella, oggi con le tecniche di chirurgia ricostruttiva, della chirurgia plastica, si riesce molto spesso a avere un risultato estetico molto soddisfacente e questo ovviamente è molto importante soprattutto per le donne più giovani. Sempre dal centro di coordinamento tutto questo, la paziente viene mandata nei luoghi dove sono più idonei per attuare in questo senso, quindi senza preoccupazioni di doversi informare, cioè, almeno per quel che riguarda la Regione Veneto. Certo, le breast unit della Regione Veneto contengono anche questo percorso di chirurgia ricostruttiva mammaria qualora sia necessario. Siamo arrivati al termine, solo una battuta, le accennavo prima fuori onda, la volontà della paziente di guarire, lo stato depressivo o meno, hanno rilevanza? Sono fondamentali per due aspetti, una persona volitiva e combattiva tollera meglio un percorso di cure che alle volte può essere difficile, faticoso e non privo di conseguenze, prima cosa, e seconda cosa, sempre più stiamo vedendo come il sistema immunitario sia fortemente correlato al nostro stato dell'umore, cioè se noi siamo depressi, se noi abbiamo una visione negativa della vita, anche il nostro sistema immunitario è depresso ed è meno efficace nel combattere le malattie, anche le malattie oncologiche. Grazie professore, grazie molte di averci illustrato questi temi molto importanti, non solo relativi alla prevenzione ma anche alla struttura che sta avendo come connotazione ben precisa la nostra sanità e quindi per dare maggior tranquillità alle pazienti e ai pazienti nel caso di altri tipi di tumori che potessero aver bisogno di afferire a questi tipi di strutture altamente specializzate. Qua abbiamo parlato anche dello IOV naturalmente di Padova. Grazie ancora, buon proseguimento, noi ci vediamo domani.